Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi è un giorno speciale perché il canale di Hildegarda festeggia un anno, il primo compleanno di questo canale. Dunque, tra l'altro in concomitanza con i primi 600 iscritti. Siamo qualcosina in più, ma siamo arrivati dunque a questi due begli obiettivi. Dunque vi ringrazio intanto per aver trascorso un anno in mia compagnia e spero che appunto ne seguano molti altri. Oggi dunque è un video speciale, un video di ringraziamento dove ci tengo a farvi un regalo perché è un bel momento che voglio festeggiare con tutti voi. Dunque parliamo della radiestesia e alla fine farò un protocollo di pulizia per i viaggi, dunque restate con me e vediamo appunto queste cose insieme. Tanto per cominciare io vi consiglio di avere un quaderno che sia per voi vostro, con il quale lavorerete ovviamente annotando tutti i progressi fatti e le varie cose, i vari aspetti su cui andrete a lavorare. Questo vi tornerà molto utile nel tempo per poter guardare un po' lo storico delle cose, ma anche per riutilizzare alcuni accorgimenti, alcune tecniche che avete usato nel passato per non dimenticare appunto delle cose che poi si sono rivelate importanti. Io ad esempio prendo sempre nota di tutto, dei vari tentativi, degli esiti ottenuti e così poi mi adeguo di volta in volta. Sono in effetti una persona che ama ricercare, amo tantissimo studiare e mettere in pratica le cose che studio e sperimentare in prima persona e poi di conseguenza appunto proporre a mia volta le cose che ho imparato e i risultati che ho ottenuto. Amo condividere e sono convinta che tutti quanti, facendo la nostra parte, possiamo migliorare poi il vissuto collettivo. È impossibile, e questo l'ho già detto parlando di egregore, è impossibile lavorare ad alti sistemi, cioè non possiamo cambiare il mondo cercando di attaccare o modificare un egregore. Tutto ciò che possiamo fare è lavorare nel nostro giardino, cioè su di noi e come un vecchio detto dice, se tutti puliscono davanti la porta di casa, tutta la strada è pulita. È proprio così. Noi abbiamo questo compito e il nostro compito è appunto sistemare la nostra vita, sistemare le nostre esistenze e poi collaborare perché tutti si possa ottenere dei risultati migliori e dei miglioramenti. Allora, in che modo la radiestesia ci torna utile in questo senso? Per cominciare dobbiamo chiarire che la radiestesia ha una doppia polarità. Questo vale per tutto, esistono la polarità positiva e negativa esiste in tutte le cose, questo è un insegnamento di tutto quello che ci circonda ed è un insegnamento che proviene dalla scuola ermetica, ma dalla magia in generale. Noi sappiamo appunto che esiste la polarità, anche la Cabala ce lo insegna con i rami dell'albero cabalistico e poi c'è appunto la neutralità che è la via centrale. Dunque dobbiamo immaginare che anche la radiestesia ha una sua polarità. Non significa negativa o positiva, in questo caso non guardiamo questo aspetto, ma guardiamo la sua polarità attiva e passiva. In che senso la radiestesia può essere passiva? È vero, noi facciamo girare il pendolino e lo interroghiamo per alcuni aspetti con l'ausilio dei quadranti e per avere delle risposte. Io considero questo uso della radiestesia un uso passivo. È pur sempre appunto un'azione che ne compiamo, ma è un'azione che serve soltanto a rilevare determinate circostanze che già sono esistenti.
Dunque è una lettura quella che si va a fare utilizzando la radiestesia e il pendolino, e ripeto, con l'ausilio dei quadranti. Ma il pendolino può essere usato anche in modo attivo, cioè da una parte abbiamo le circostanze, le situazioni per come sono, con le vibrazioni che hanno e con la forma che hanno, con le emozioni, tutto il corollario di cose che le circondano, e dunque ci limitiamo a verificare e a leggere la situazione anche nei dettagli, oppure possiamo intervenire sulla situazione. Attenzione però che per quanto riguarda l'intervento sulla situazione dobbiamo sempre limitarci agli interventi alla persona, cioè noi, su di noi possiamo lavorare, oppure se proprio siamo coinvolti in situazioni più ampie, ma ricordiamoci sempre che nessuno meglio del diretto interessato può lavorare sulla propria condizione. È per questo che sono molto contenta di insegnarvi e trasmettervi i protocolli che ho sperimentato, testato e anche migliorato, cioè nel tempo, aggiungendo appunto delle cose in più che ho potuto constatare possono favorire il processo a cui stiamo appunto ponendo attenzione ed energie. È per questo che, come vi dicevo prima, il quaderno vi torna utilissimo, perché fatto un protocollo, nel tempo osserverete i risultati e spesso noterete che poteva essere elaborato anche un'altra questione della faccenda, un altro piccolo punto, un quel qualcosina in più che nel momento in cui abbiamo avviato il protocollo non abbiamo preso in considerazione. Ecco che rileggere i propri appunti e aggiornare, aggiustare, aggiungere, rimuovere, limare, sostituire le varie fasi del processo servono appunto per migliorarlo. Dunque in modo attivo è quello che mi avete visto fare in alcuni video, soprattutto recentemente, da quando ho deciso appunto di divulgare anche questa cosa, e anche perché stiamo seguendo un processo. Il processo si intendeva dall'inizio del canale la rettificazione della personalità, il lavoro sul sé, la conoscenza degli elementi all'interno della nostra personalità, vedere, rilevare come lavorano, cercare l'equilibrio magico, che poi è l'equilibrio della personalità, lavorare sulla conoscenza delle Sefirot, che non sono altro che gli aspetti, i molteplici aspetti della creazione che sono anche all'interno di noi, essendo noi microcosmo a immagine del macrocosmo. Dunque abbiamo fatto un percorso, se lo avete notato, un percorso che è andato crescendo e che verteva proprio sul lavoro sul sé e sulla correzione della personalità. Dunque oggi arriviamo ad un punto, se abbiamo seguito tutti i video del canale, se abbiamo fatto i vari passaggi, se abbiamo fatto gli esercizi proposti, sicuramente oggi, guardandoci indietro rispetto a un anno fa, avremo notato dei cambiamenti anche importanti. Vi ricordo che non basta ascoltare cosa è possibile fare, bisogna poi lavorare, bisogna darci dentro. La differenza nella vostra vita la farà l'azione. Tutto quello che noi accumuliamo è una conoscenza che teniamo lì, ma che non viviamo, non diventa nostra. Cioè il fatto di leggere, studiare, ma non praticare, diventa un'acquisizione soltanto parziale, un qualcosa che è capito con la mente, ma non è diventato nostro. Per diventare nostro noi dobbiamo lavorare, ci imbocchiamo le maniche e diamoci dentro, perché altrimenti se non cambiamo veramente, nulla cambierà veramente. Se non faremo nulla, non cambierà nulla. Se faremo qualcosa, è probabile che qualcosa cambi. Dunque l'azione è l'azione a determinare i cambiamenti. Ripeto, dunque, è buono studiare, essere curiosi, imparare, conoscere, però poi bisogna agire e bisogna apprendere, fare veramente nostri gli insegnamenti. Soltanto allora il nostro sé superiore ci porterà a nuovi livelli di conoscenza. Finché resterà tutto un'infarinatura, sarà
minestrone che non ci porterà da nessuna parte. Dunque agiamo. La radiestesia è un mezzo passivo, come ho detto, perché può leggere, ma è anche un mezzo attivo, perché può aiutarci a cambiare certe situazioni. E dal momento che ogni situazione è composta non solo da azioni, persone, ma anche da energie, cambiare e intervenire sul livello energetico di una situazione può cambiare a cascata tutta la situazione. Oggi dunque lavoreremo sui viaggi. Molti per lavoro si spostano, molti per piacere si spostano e tutti hanno in fondo la preoccupazione che vada tutto bene, di arrivare sani e salvi e di potersi poi godere la meta del viaggio. Come possiamo agire? Allora, seguo il protocollo che ho testato, sperimentato e testato con enorme successo, più successi a dir la verità, sia sulle tempistiche del viaggio, ottimizzando ehm, proprio la fruibilità del viaggio. I viaggi sono stati tutti scorrevoli, senza intoppi, tutti tranquilli, al sicuro. I mezzi di trasporto utilizzati sono partiti puntuali, assolutamente sono arrivati addirittura in anticipo, cose mai viste rispetto la ordinaria abitudine. Vi posso raccontare un aneddoto personale per farvi capire come effettivamente possa influenzare in modo positivo gli avvenimenti. Allora, io ho fatto a ottobre, fino a ottobre, fra ottobre e novembre, era proprio il ponte dei morti, ho fatto un viaggio e per fare questo viaggio ho dovuto utilizzare 3 mezzi di trasporto diversi, di cui uno è l'aereo. Prendo il mio bravo aereo, ovviamente ho fatto tutto il protocollo di pulizia, prendo l'aereo, questa volta l'aereo puntualissimo alla partenza. In genere, cioè, capita che sia puntuale, ma mi è capitato molto più spesso che accumulasse già qualche piccolo ritardo, 20 minuti, 40, a volte anche un'ora. In questo caso invece sia all'andata che al ritorno è partito puntualissimo, senza proprio nessun problema. Ma la cosa straordinaria è stato che sia all'andata che al ritorno di questo particolare viaggio con l'aereo che avevo appunto trattato col protocollo di pulizia prima della partenza, sia all'andata che al ritorno è arrivato in anticipo. Addirittura il ritorno aveva 35 minuti di anticipo rispetto all'orario di atterraggio, al punto che il comandante dell'aereo ha simpaticamente detto a tutti i passeggeri di ricordarsi positivamente di questo evento perché non c'erano soltanto i ritardi, ma a volte si arrivava anche prima. Questo è stato un motivo, mi ha fatto molto sorridere perché io sapevo il perché, ma per me è stato, come dire, una dimostrazione inconfutabile che esistono appunto delle differenze sostanziali fra l'altro. Dunque, bene, io faccio questo protocollo che voi potrete ascoltare prima di qualsiasi viaggio oppure potrete replicarlo a vostro piacere ogni volta che vorrete. Cominciamo. Chiedo al mio sé superiore, alle mie guide spirituali, ai dottori spirituali e a tutte le intelligenze delle schiere cabalistiche di rimuovere le energie negative, le entità negative presenti in ogni luogo che si trovano sul percorso del viaggio dal punto di partenza al punto di arrivo, compreso ciò che è attaccato ai mezzi di trasporto utilizzati e anche quelli incrociati lungo il percorso e fino in ogni atomo coinvolto nel processo e chiedo al mio sé superiore, alle mie guide spirituali e alle entità delle schiere cabalistiche, ai dottori spirituali di inviare e ripulire queste entità e queste energie negative, di ripulirle e di inviarle nei giusti piani di appartenenza.
Mi raccomando, mentre questo processo è in corso, dovete pensare al vostro itinerario, al vostro viaggio, abbiate bene a mente da dove partite, la strada che più o meno dovrete percorrere e il punto di partenza. È importantissimo. Chiedo al mio sé superiore, alle mie guide spirituali, ai miei maestri, alle schiere angeliche cabalistiche e ai dottori spirituali di trasformare le forze negative, i modelli energetici negativi, le disarmonie, i pensieri negativi, le convinzioni negative, le memorie negative, le paure e le emozioni negative collegate al viaggio che si sono accumulate nelle persone che faranno parte di questo viaggio e quelle incontrate durante il viaggio, che si sono accumulate nei luoghi, negli oggetti che frequentano, vivono e si muovono le persone in questi luoghi e in tutti gli atomi coinvolti nel processo e di trasformarle in vibrazioni più adatte al progetto viaggio, per il massimo bene di tutte le persone, le cose e i luoghi coinvolti nel processo. Potrete fare anche una visualizzazione nel frattempo e immaginare cioè che un vortice, in questo caso in senso orario, illumini e trasformi tutto quanto in vibrazioni positive ovviamente. Ok? Chiedo al mio sé superiore, alle mie guide spirituali, ai miei maestri, alle intelligenze delle schiere cabalistiche e ai dottori spirituali di ripulire le forze negative, i demoni, i folletti, i poltergeist, le larve, le forme pensiero negative, i parassiti astrali e tutte le forme di vita nocive presenti sul piano astrale coinvolti nel processo del nostro viaggio, di curarli e di inviarli nel loro giusto piano di appartenenza vibratoria. In questo caso il vortice potrà essere antiorario, se vi accompagnerete appunto con una visualizzazione, con la vostra immaginazione. Ricordatevi che nell'immaginazione c'è la chiave magica per le operazioni mentali. Ok? L'ultimo passaggio. Chiedo al mio sé superiore, alle guide spirituali, ai maestri, ai dottori spirituali, a tutte le intelligenze delle schiere cabalistiche, di trasformare tutte le cose che abbiamo rimosso in vibrazioni di amore cosmico, di riempire gli spazi lasciati dalla pulizia con le vibrazioni ottimali di pace, serenità, sicurezza, amore, comprensione, collaborazione, armonia e equilibrio e di portare le vibrazioni collegate al viaggio al livello di massima sicurezza per tutti i viaggiatori. Grazie. Anche in questo caso potrete accompagnare con un vortice in senso orario. Già il vortice viene creato dal moto del pendolino
Perfetto. Bene, io vi ringrazio per aver avuto tutta questa pazienza, 20 minuti sono veramente tanti, però spero che per voi ne valesse la pena e ancora auguri, un anno di noi e ci rivedremo insomma alla prossima condivisione che tra l'altro sarà stasera con la diretta sui tarocchi e le sibille. Vi ringrazio tantissimo, un grande grande abbraccio dalla vostra Hildegarda e grazie, grazie, un anno di noi.